benedica a tutti. Li chiamare in maniera diversa, le 5 giornate siciliane, ma pure le 9 vespe siciliane. Certo, queste giornate è difficile scordare Sil. Giornata di passione per tutto il popolo siciliano, con i manifestanti che rinescendo a bloccare le porte e le strade, per quasi una settimana non fecero transitare le merci e i carburanti. Come succede in ogni sciopero, sappero reazioni diverse entre la popolazione. La maggior parte dei siciliani ne capiva i motivi e assai tempo scenderono dalle strade per appoggiare la protesta. Altri non riuscirono a accettare i disagi che causò. Però tutto il popolo capiva che i telegiornali prima fossero tacere la notizia e dopo ne parlarono soprattutto per sottolineare presunte strumentalizzazioni fasciste e presunte infiltrazioni mafiose. Lo Mercurio 25, che assai di 10.000 persone di ogni categoria sociale, assai di chi si è venuto di tutta la Sicilia a proprie spese, parteciparono a Palermo a una grande manifestazione organizzata per i Forcuna, in attesa di sapere il risultato dell'incontro a Roma tra Monti e la delegazione siciliana, qua a capo Lombardo, che portava le richieste dei manifestanti. Lo corteo, chino di bandiere siciliane, di Piazza Croce, arrivava fino a Piazza Indipendenza. Queste, alcune delle motivazioni che spingevano a manifestare, li sentiamo di la bocca di due dei protagonisti del presidio palermitano della rotonda di Via Oreto. La spontaneità di questa manifestazione stessa che nasce e aggrega movimenti anche se disparati ma accomunati da punti cardini che riteniamo completamente irrinunziabili. Il primo fra questi è sicuramente la totale applicazione dello statuto che ci è negato a 65 anni ed a seguire ci siamo sicuramente detti che è continuamente assurdo continuare a pagare le accise sul petrolio laddove altre regioni d'Italia a statuto autonomo non speciale come il nostro pagano la benzina a 60 centesimi, vedi Valle d'Aosta. Ho l'impressione che i governi in generale qua da noi siano composti da criminali che governano i portafogli delle persone per bene. Quindi siamo in mano ai ladri, ai criminali, ai mafiosi. E se vogliamo salvare la società c'è solo un mezzo, la rivoluzione. Dobbiamo scacciare via questi farabutti e dobbiamo rinnovare tutta la classe politica. È un lavoro difficile ma bisogna farlo. Occorrerà del tempo, il rinnovamento, ma la rivoluzione deve essere immediata perché il paese sta morendo, non c'è più tempo da perdere. La protesta è varia e le richieste sono diverse. Chi si chiede delle fortuna? Dichiarazioni di lo stato di crisi di tutto il settore produttivo, diminuzioni di lo costo di lo carburanti, sospensioni di pignoramenti, rifinanziamenti delle aziende per 2 anni con prestiti convenienti, eliminazioni di l'ICI e di IMU per i fabbricati rurali e per i terreni, blocco di cartelli esattoriali e di lo fermo amministrativo di limensi di travaglio, modifica dell'articolo 36 dello Statuto siciliano, riduzione di pedaggi di traghetti per i merci siciliani in viaggio verso nord, utilizzo di fondi comunitari ancora non spinnuti per rifinanziare le aziende, riforma della politica comunitaria, blocco dell'importazione di grano, olio, ortofrutta eccetera, in caso di che la Sicilia avesse sufficienti produzioni. Obbligo negli mensi ospedalieri e scolastici di consumare i prodotti agricoli siciliani possibilmente biologici. Riconferma delle giornate di travaglio per i contadini, ripristino e finanziamento delle leggi a proposito di calamità naturali, rispetto del contratto collettivo di travaglio dei contadini. Lombardo, che presentava a monte alcune di queste richieste, dopo aver discorruto per 2 ore e mezza con il capo del governo italiano, dichiarò che la prossima settimana si crea un tavolo tecnico con il governo per parlare magari di accise e federalismo fiscale. Supermondi, voi si sente l'opinione di una delle protagoniste della protesta in Palermo, Rossella Accardo, una magica di quando ha cominciato la manifestazione, vive in 8 giorni un tanarolotto sistemato ante la rotonda di Via Oreto. 15 gennaio 2012 abbiamo scelto di fare la rivoluzione insieme al movimento dei Forconi che nasce in Sicilia, in una terra fatta di orgoglio, di fierezza, di un popolo che oggi più che mai chiede riscatto. La rotonda di Via Oreto, da anonimo svincolo negato ai palermitani, diventa davvero fulcro di una leva che cambierà il mondo. Dalla Sicilia parte questo strale
che va a colpire proprio il cuore di tutti, perché la gente non aspettava oltre che si accendesse questa miccia. Sogno siciliano e me ne vanto, sogno siciliano e ci vogliono spiegare pure all'altro essere siciliani, perché non lo mette il 12, non si può essere più pecore, i governi ne vanno pecore, ma noi cristiani siamo e cristiani restiamo. Siciliani, arrismichiamoli tutti, fra tutti su tutti la vota nostra, che il movimento dei forconi diventi il grido del popolo per il popolo. A cominciare dall'Ulunner 23, la protesta arrivava pure in altre regioni, dello sud come dello nord, con blocchi tra le principali autostrade e manifestazioni di cittadini. Il ministro dell'interno Cancellieri fece sapere che non si tollerano blocchi non autorizzati. Lo mercoledì 25 la protesta delle pescatori a Roma degenerò e ci furono 5 feriti. Dopo qualche settimana di silenzio, lo martedì 6 li Forcuna tornarono dalle strade a protestare per non avere avuto nulla risposta delle tavole istituite del governo Monti. Un corteo di migliaia e migliaia di persone, con a poco dei sindaci in testa e con la presenza di un centinaio di notav, percorreva Palermo di Piazza Croce insino a Palazzo Reale, onde il presidente di Lars Cascio riceveva una delegazione delle Forcuna e delle sindaci, evitando così che il resto delle manifestanti occupasse la sede del Parlamento siciliano. La delegazione decideva di arrestare dentro del palazzo per tutta la nottata e di dormire dopo per occuparlo simbolicamente. Lo giorno 8 di giugno, il movimento di Forcuna iniziava i blocchi in dall'autostrada Salerno-Reggio di Calabria e in tale presidio a Villa San Giovanni, punto importante per il traffico economico e commerciale dell'Italia. Sentiamo che disse lo capo di Forcuna, Mariano Ferro, in questa breve dichiarazione a Stupormondi. Siamo qui a Reggio, a Villa San Giovanni, perché abbiamo voluto dare un messaggio a tutta l'Italia. Da gennaio in poi non ci arrivava nessuna risposta e quindi dobbiamo per forza contestare e ribellarci ad un governo che fra l'altro non ha scelto nessuno di noi italiani, ma che ha scelto un Presidente della Repubblica e che in altri casi, in un caso del genere, si chiama colpo di Stato. Ora vogliamo continuare questa protesta perché assolutamente non abbiamo avuto risposte e vogliamo rimettere in moto le nostre aziende. Ormai il governo l'unica risposta che ci dà è mettiamo le tasse e risolviamo i problemi dell'Italia, ma la soluzione non è solo pagare tasse. Noi siamo ormai tassati dalle tasse, siamo quasi al 70% di tasse reali che paghiamo e non ce la facciamo più. È come cercare di vedere una svolta a tutto questo. Noi l'unica soluzione che vediamo è la guerra a queste istituzioni politiche che ci governano da anni. Diciamo, o qui ci date ascolto e quindi mettiamo in moto un decreto sviluppo che si aspetta da tempo, o qui siamo pronti veramente a fare la guerra. Noi cerchiamo altro, non cerchiamo altro che veramente di mettere in moto la scintilla, perché se deve accadere accada quanto prima, perché non c'è soluzione risorta a questo sistema che da una parte chiede soldi agli italiani e ai siciliani compresi che non meriterebbero un trattamento così, visto che abbiamo un'autonomia regionale che potrebbe permetterci di stare più tranquilli, dall'altra è un pozzo senza fondo dove si cercano di mettere soldi tutti i giorni per poter salvare le finanze di questo paese. Se questa è la soluzione, noi siamo disponibili a fare la guerra. Questo è tutto questa settimana. Ni vediamo il prossimo venerdì. Salutiamo.